Allora, i nostri ricordi, cioè, sono tantissimi, riuscire ad elencarveli tutti è un po' difficile, anche perché era bello quando per Natale, ad esempio, si facevano le scenette di Natale, facciamo proprio le rappresentazioni, quindi c'era San Giuseppe, la Madonna, e quindi facevamo anche quello. Per quanto riguarda il Carnevale, le sfilate, noi organizzavamo i costumi, che fossero di carta, i fustini del Dash utilizzavo per fare gli astronauti, gli extraterrestri, cioè inventava di tutto per farci divertire. E andavamo giù proprio nella sala che c'era nell'antistante dove chiamavano giù la classe conferenziale, e noi partecipavamo anche con i bambini che facevano parte di quella classe, che ricordo che erano seguiti dal maestro Scarpa. Lui ci faceva collaborare con questi bambini e facevamo le sfilate tutti insieme, cioè mentre le altre classi non partecipavano, e se doveva sentarsi il maestro, per lui era la morte, perché non volevamo essere divisi nelle altre classi, quindi per noi era un pianto, sinceramente. Quindi andare a scuola, cioè mancare a scuola, per noi era una cosa impossibile, no? Non si poteva lasciare perdere, dovevamo per forza essere presenti. Quindi Vittorio, le tue lacrime sono anche le nostre lacrime.